Pulsante, thank God it's Friday. Venerdì pomeriggio. Una tirata tutto il giorno. Ore 17. Stop. Se ne andava al mare. Un saluto prima alla brutta persona, perché le brutte persone, se le lasci sole, vanno ancora più giù, ancora più brutte. Allora bisogna intanto monitorare. Ma c'è sta mai questo negozio? Nel front office. Luca Grossi, Luca Ottico, ma Perché io lavoro nel retro. lei lavora dietro le quinte. Sempre. Per sopperire. Come sopperisci, Luca? Un commerciante come sopperisce alla crisi? Perché io posso, se voglio tentare, aggredisco, chiamo di più, vado da più clienti. Sono tu che non è che ti puoi mettere fuori col menù, buongiorno oggi menù prezzo fisso. Non ho neanche un rimedio, insomma, di cui di nuovo. Però insomma, se uno si comporta bene, E non è il tuo caso. nel mio caso, ha dei prezzi buoni, E non è il tuo caso. non dà fregature. E non è il tuo caso, Luca, ti ho fatto una domanda a te, non qualunquista. Non lo chiede a me, non lo so. Cioè, un commerciante tipo te, una brutta persona, com'è che sopperisce alla crisi? Aggiustando i telefoni. E secondo te Se sto non male? telefona, vai da Luca Lottico. Luca Ottico, dal chiodo alla bomba atomica. E però questo... C'hai un muro da rifare? Luca Ti faccio Ottico, anche le pareti. Devi venirci a casa? Luca Ottico. Così Tua moglie è soddisfatta? Ti serve il come... Capito? Luca Ottico, Rocco Siffredi. Cioè, Rocco Siffredi surrogato, perché ha solo la somiglianza di molto e non di altro. Ma il concetto Magari, è, con la stavo crisi a dire, lo stavo. bisogna moltiplicare le ore di lavoro, le proprie passioni, le proprie conoscenze, le metti in campo e forse qualcosa di buono ne uscirà. C'è chi magari consiglia come gestire una collezione, chi come far crescere la propria cultura e chi ti repara l'iPhone quando vende gli occhiali. E secondo te sto male? Famo tutto. Famo tutto, non si buttiamo mai giù, sempre a petto in fuori, anche se sei una brutta persona. Viva la vita!